Dopo 3 anni di Sneakers Up sono riuscito finalmente ad avere un accesso esclusivo decente e sono riuscito a portarmi a casa le Jordan 4 per Union. Nonostante tutte le vincite che ho fatto su Sneakers, una che mi mancava era quella dell'accesso esclusivo. Infatti non capivo se il mio account era buggato in qualche maniera o se non potevo avere possibilità. Ma cos'è l'accesso esclusivo? In pratica è la possibilità di avere scarpe limitate prima della release. Ovvio, non tutti i lanci sono delle bombe, nel senso ci sono anche scarpe normali, cioè non aspettatevi accessi esclusivi solo di scarpe importantissime, anzi potete riceverne anche di scarpe comuni. Nike ha fatto un post su Sneakers in cui spiegava come funzionavano sti dannati accessi esclusivi, perché c'erano teorie su teorie. Alla fine della fiera nessuno sapeva realmente come ottenere un accesso esclusivo. Ho letto un po' il post e mi sembrano un po' delle cavolate, alcune sensate, altre meno. Ad esempio, interagisci con i post per avere più possibilità, e lì mi salgono un po' di dubbi, perché c'è gente che clicca ovunque, apre post su post e tutte queste robe qua e magari non l'ha mai ricevuto, quindi questa cosa mi fa storcere un po' il naso. Un'altra più sensata è il fatto che se avete 20 account, mettiamo, non avete più possibilità di uno che ne ha soltanto uno, con più anni però. Quindi anche lì secondo me non ha senso fare tutti questi account, a meno che voi acquistate vestiario o scarpe nel tempo. Nel senso, un account che ha 0 acquisti sopra avrà pochissime possibilità di vincere le raffle, di ricevere accessi esclusivi eccetera. Di conseguenza Nike vede se il tuo account è interattivo oppure no. In questo senso sì, è una teoria che mi sono fatto io, ma secondo me ha anche senso, perché se uno acquista regolarmente sull'applicazione, Nike lo vede come un cliente fisso. Se uno invece prova solo le raffle e non compra mai niente, raramente vincerà qualcosa. Ovvio, ci sarà quella volta in cui magari la botta di culo e te le porti a casa, però anche per esperienze di amici hanno dovuto comprare prima qualcosa e poi sono riusciti a vincere delle scarpe. In un certo senso ha pure senso. Un po' ho pensato a tutte le win che ho fatto sull'applicazione ed è stato un susseguirsi di acquisti, perché sono partito dalle rookie e portandone a casa sempre altre, la mia cronologia acquisti è abbastanza corposa. Di conseguenza avevo più probabilità, secondo me, di acquistare scarpe limitate rispetto a qualcuno che non ha acquisti. Però non è detto, perché comunque nonostante tutti gli acquisti, il primo accesso esclusivo serio l'ho ricevuto in questo periodo, cioè dopo tutti sti anni. Quindi non c'è una regola fissa che vi permetta di ricevere accessi. Bisogna sperare, aspettare e sperare e entrare nel momento giusto l'applicazione, perché per vincere queste io non ho ricevuto niente. Di solito Nike ti manda una notifica, tu la apri che ti porta direttamente all'acquisto. Solo che io ero in pausa a lavoro e stavo scorrendo su Facebook e vedo su un gruppo di inglesi questo qua che aveva messo lo screen delle Jordan 4 tramite accesso esclusivo. Così per sfizio, a caso, ho aperto l'applicazione e mi sono beccato l'accesso esclusivo. Però se non avessi visto quel post su Facebook io non avrei mai aperto l'applicazione e probabilmente non sarei riuscito a portarmela a casa. Cioè in quel momento i pianeti sono allineati, perché se no non so che dire. E niente, l'ho aperta e mi segnava proprio in cima, sotto la home, J4, accesso esclusivo, acquista. Ed è stata una cosa velocissima, nel senso ho aperto la scarpa, ho confermato, ho messo l'impronta digitale, acquista, bam, finito. Una cosa di 2 secondi. Alla fine dei conti, cosa dovete fare per ricevere un accesso esclusivo? Comprare, è l'unica. Avere una cronologia acquisti decente. Magari un pantaloncino, una maglietta ogni tanto potrebbe aumentare le vostre possibilità. 1, di vincere le raffle, 2, di ricevere accessi esclusivi. Quindi ora tutti a comprare, bam, le peggio robe inutili, un paio di calzini e via. E si spera di vincere. Brevissimo video, visto che sono stato impegnato a tenere su casa da solo. E quindi ho avuto pochissimo tempo per registrare, editare e fare qualsiasi cosa. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!